federalista o la lunga cappa della decadenza cadrà su tutti i popoli d'Europa. Ma in politica si dice cosa si può fare al momento. E qua io vorrei dire a chi è amico e può riferire a Raffaele Lombardo, io vorrei che da lui autonomista, governatore della Sicilia, il 1° ottobre ne ha i poteri, ne ha tutti i poteri, faccia insegnare nelle scuole siciliane storia della Sicilia. Da 150 anni la nazione siciliana, che ha 150 anni di vita, ricordatevi, fratelli di Sicilia, che la nazione siciliana con la sua bandiera e col riconoscimento internazionale della pace di Castelbellotta 1313 ebbe 520 anni di vita con la propria bandiera, 1296-1816, sono 520 anni. E Ferdinando IV di Borbone, diventato Ferdinando re delle due Sicilie, sostituì la bandiera siciliana con la bandiera del Borbone. E allora io vorrei che Raffaele Lombardo, siciliano come me, iniziasse l'operazione Verità. Che significa l'operazione Verità? Ripristinare lo studio della storia siciliana, ma dire che per i primi 3 anni, 4 anni, questo studio si deve limitare dal 1860 ai decenni successivi, perché i siciliani debbono sapere le nefandezze dello Stato italiano nei confronti del popolo siciliano. Il 5 ottobre, e concludo, 1863 si inaugura a Palazzo Marignane di Torino il primo Parlamento dell'Italia Unita, dopo che Garibaldi a Teano salutò Vittorio Emanuele Re d'Italia e ci regalò 80 anni di monarchia sabaudia. Un deputato siciliano, l'onorevole Vito Reggio Dondes, che tutti i siciliani dovrebbero ricordare e pochissimi sanno, pronunziò un grande discorso su quello che era avvenuto in Sicilia nei 3 anni successivi al 60 di Garibaldi, documentatissimo. Alla fine si alza un deputato e pronuncia queste parole: la mia coscienza si indigna. Vero che Corrado Mirto mi guarda, lui lo sa bene quello che sto dicendo. La mia coscienza si indigna e mi dimetto subito da deputato, perché se non lo facessi mi sentirei complice indiretto dei massacri consumati in Sicilia di cui io non ho alcuna colpa. Sapete chi era questo deputato che si è dimesso? Come si chiamava? Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi ha riconosciuto con le sue dimissioni i massacri contro il popolo siciliano fatti dallo Stato italiano. Ecco, si è dimesso, se te l'ho detto caro, si è dimesso. Ecco perché io dico, a scuola ci hanno insegnato 1000 falsità. Viva Garibaldi, viva il glorioso risorgimento italiano, viva l'Italia Unita, viva il Re. E allora, operazione Verità, Raffaele Lombardo, significa
Lasciamo stare Garibaldi, che ha avuto questa onestà mentale 3 anni dopo, ma i siciliani devono sapere che vive il glorioso risorgimento italiano, glorioso, non fu. Viva l'unità d'Italia, fu foriera di sventure, basta dire la diaspora del popolo siciliano. Noi siamo oggi 6 milioni in Sicilia, più del doppio sono sparsi per il mondo. Abbiamo pagato in una maniera terribile. E allora tu, che hai i poteri, cominciamo l'operazione verità. I siciliani devono sapere cosa è stata la rivolta dei Cutrari. Un paese di 22.000 abitanti. Fu ucciso il rappresentante del re, del governo. Arrivò il generale Cadorna. Mise un manifesto. 3 ore di tempo all'assassino per presentarsi. Voi cittadini per denunziarlo. Nessuno si presentò. La mattina un rastrellamento nelle campagne, 13, 14 rastrellati, a mezzogiorno tutti fucilati, senza processo. Una donna di oltre 70 anni, il marito, tutti innocenti. Una cieca di 30 anni, di nome Carmela. La mia vecchiaia mi ha fatto dimenticare il cognome perché è una bambina di 9 anni. Cioè, nefandezze che i nazisti nei Balcani, quando fucilavano 30 uomini per ogni tedesco ucciso, non fucilarono nessuna donna, nessuna bambina e nessuna cieca. Questi crimini dello Stato italiano verso il popolo siciliano, i siciliani devono conoscerli e con la loro testa giudicare, perché se li sapessero non voterebbero i partiti nazionali, sia di destra, di centro o di sinistra. Io non ho perduto affatto la speranza e so che se nascerà la nuova Europa, soggetto politico, l'Europa dei popoli, troverà spazio anche la Sicilia indipendente, per cui vi saluto dicendo viva l'Europa unita, viva la Sicilia indipendente!